Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, lunedì 16 settembre. In uno dei condomini delle case popolari di Cabianca ieri pomeriggio, domenica, i vigili del fuoco hanno dovuto chiudere il rubinetto centralizzato dell'acqua, togliendo l'erogazione a tutti gli appartamenti. Da un appartamento al primo piano disabitato dal 2023, sigillato per evitare il rischio dell'occupazione abusiva, è partita una perdita d'acqua che si è spostata sugli altri appartamenti inzuppando i soffitti e costringendo gli inquilini a posizionare i secchi che si sono riempiti in velocità. Prima di chiamare i vigili del fuoco, gli inquilini hanno cercato di individuare la perdita, in modo da vedere se era possibile porre rimedio, ma essendo l'appartamento non accessibile, si è stati costretti a chiamare l'aiuto dei vigili del fuoco. La perdita, che si è verificata di domenica, costringerà gli inquilini al disagio della mancanza d'acqua, si spera fino a domani e non oltre, anche in quanto l'intervento su una perdita improvvisa ha impedito agli altri inquilini di poter fare la classica scorta d'acqua su qualsiasi contenitore disponibile in casa da utilizzare almeno per i servizi igienici. Si è concluso anche il secondo weekend della 13ª edizione di Chioggia Vela, l'evento promosso dal Circolo Nautico Chioggia in collaborazione con il Comune di Chioggia, Proloquio Chioggia Sottomarina e Vela Veneta, con il supporto della Regione Veneto. Obiettivo: valorizzare e promuovere il mare e lo sport della vela nella splendida cornice di Chioggia. Sabato, sotto un cielo grigio, oltre 40 imbarcazioni hanno partecipato alla Barz Bash, una regata globale in contemporanea in 1105 località di 63 nazioni, con 23.536 barche partecipanti, in memoria del velista Andrew Simpson, scomparso durante l'America Cup del 2013. Anadara Di Nordio Lorenzo ha vinto la gara, completando il percorso in 1 ora e 9 minuti, bissando il successo dell'anno precedente. 5 minuti dopo è arrivato UFO 22 Safran di Alberto Gandolfo, seguite da Ilka 6, Ita 22, 14, 27 di Borsati Giulio. Ora si attende la classifica compensato con il Barz Number. A concludere il weekend è stato l'evento Meteo Rosa, che ha visto la partecipazione di equipaggi femminili. Quest'anno, in concomitanza con l'America's Cup, l'evento è stato trasformato in un match race. Giorgia Bellemo del Circolo Nautico Chioggia e Silvia Romito dello Yacht Club Padova hanno conquistato il primo posto, seguite dall'equipaggio del Circolo Nautico Chioggia con Angela Tiozzo, Monica Tiozzo e Oriella Nordio. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Siamo con Marcon Davide al Palazzo delle Figure con la sua esposizione di quadri. Che stile rappresentano i tuoi quadri? Ma ho cercato di stare sempre sulla stessa linea dell'anno scorso, perché è anche una mia idea fissa, ecco, per quanto riguarda lo sviluppo dei quadri sulla mia fantasia, ecco. Diciamo il tema principale è il futuro, futuristi, quindi. Io sono amante dell'acqua. Solo un quadro solo è ad olio, mentre gli altri sono tutti a base d'acqua. Naturalmente utilizzo diverse cose, terre, acquarelli, tutto quello che mi capita sotto per l'effetto che. Gli acquarelli non li avrei mai detti, diciamo che allora sono multitecnica. Multitecnica, sì. Mi piace molto il tratto, per esempio del Tiepolo, alcuni riferimenti sono del Francesco Guardi, come questo. Quindi attingo naturalmente, inutile negarlo, anche da dei grandi pittori, ecco. Beh, bisogna avere sempre un esempio, un punto di riferimento e dopo muoversi Certo. sulle proprie linee. Certo, il riferimento è doveroso anche, perché è troppo facile fare
un tipo d'arte senza cercare di capire gli artisti principali che abbiamo avuto qua in Italia. Che fanno parte della nostra storia, della nostra cultura. Certo, questo qui è determinante. Fino a quando resterà questa mostra sarà possibile venirla ad ammirare? Allora, noi intendiamo chiudere il giorno 30 di settembre, ma potrebbe essere anche che va avanti per una decina di giorni di ottobre. Comunque il tempo limite è il 30 settembre. Perfetto. Invitiamo quindi tutti gli amanti dell'arte in questo caso a venirti a trovare perché merita un passaggio. Grazie mille della tua affermazione e io spero che avvengano in molti. Ecco, tutto qui. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Con la regata di Burano che si è disputata ieri, 15 settembre, nello Specchio d'Acqua prospiciente l'isola, si è conclusa la stagione remiera del 2024. A colpi di remo si sono sfidate 7 categorie: schie su mascarete a 2 remi, giovanissime su mascarete a 2 remi, giovanissimi su puparini a 2 remi, donne su puparini a 2 remi, macerelle junior su mascarete a 2 remi, uomini su gondole a 2 remi e infine le macerelle senior su mascarette a 2 remi. Si tratta per molti della rivincita della regata storica che si è disputata domenica 1 settembre nelle acque del Canal Grande di Venezia. Le dispute sono state molto combattute e ad attendere i vincitori era il consigliere delegato del sindaco alla tutela delle tradizioni Giovanni Giusto, che ha consegnato le bandierine colorate. Una giornata strepitosa che chiude l'ultima edizione del 2024 del circuito delle regate agonistiche di Voga la Veneziana, ha affermato Giovanni Giusto. Un ultimo appuntamento che crea ancora più aggregazione, ricco di colpi di scena. Un bilancio di chiusura della stagione sicuramente positivo e inclusivo nei confronti di tutte le età che hanno deciso di sfidarsi. L'appuntamento ora è per la stagione 2025. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Il movimento civico di Adria, Impegno per il bene comune, si pone domande su quale sarà il futuro della sanità che dovrebbe tornare ad essere un focus delle scelte politiche. Il movimento sottolinea le criticità del Servizio Sanitario Veneto che qualcuno, a parer loro, fa finta di non vedere. Tra i punti più sensibili le lunghe liste d'attesa e la fuga di medici dal servizio nazionale verso quello privato. L'attenzione del movimento si concentra quindi sull'ospedale di Adria, che soffre per le scelte fatte da amministratori e politici che sembra non abbiano tenuto conto della peculiarità del territorio. 2 medici ospedalieri di cardiologia si sono dimessi nell'ultimo periodo e si è detto che il personale sarà affiancato da specializzandi, ma nel frattempo i turni sono diventati estenuanti e il reparto risulta ridimensionato a danno della collettività. Oltre alla carenza di medici e personale e alle lunghe liste di attesa, sembra che manchi il materiale per il primo soccorso. L'esempio portato dal movimento è il ghiaccio istantaneo da fornire ai pazienti per contrastare il dolore da trauma contusivo, ma sembra manchi anche la consulenza ortopedica dopo le ore 20, possibile solo il giorno successivo anche in caso di frattura. Altre figure sono scomparse. Per chi ha necessità di terapie e visite geriatriche si deve rivolgere a Rovigo. Il movimento parla di un'involuzione graduale dei servizi sanitari a favore dell'assistenza privata, per limitare la quale servono investimenti e assunzioni. Si deve passare ai fatti concreti, affermano, per evitare una lenta agonia dell'ospedale pubblico adriese. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.
Dunque sapete che su Chiusa Azzurra ogni tanto veniamo fuori con alcune, diciamo, sprazzi sulla sovrintendenza, dove a Chioggia più volte ha dato dimostrazione di decisioni che, diciamo, che hanno suscitato perplessità, se non stupore. Brevemente la passerella in ferro su Canalvena, ci avevano imposto di togliere, l'abbiamo detto tante volte ma lo ripetiamo un attimo, la copertura di Porta Garibaldi, che poi se non corriamo a rimetterla dopo anni si stava perdendo tutto. Non parliamo del ponte sulla Fossetta, è meglio non parliamo neanche del ponte sulla Fossetta, scusate. Poi anche a livello nazionale ogni tanto capita, ricorderete il periodo in cui eravamo alla canna del gas letteralmente, perché con la guerra in Ucraina il governo Draghi aveva fatto di tutto per accelerare la possibilità di installare i degassificatori, e a Piombino la sovrintendenza aveva dato parere contrario per il colore della nave, cioè voglio dire, vabbè. Allora, tra le varie eventuali che vengono fuori, domenica, su Gazzetta di Domenica c'è un articolo molto interessante, in cui praticamente, leggendo l'articolo, salta fuori che la Luxottica, che è un'azienda italiana di prestigio mondiale, capitalizzata a 100 miliardi, tra l'altro una società che è sempre stata molto attenta, era guidata da Del Vecchio, che è scomparso non tanti anni fa, adesso il nuovo manager è Francesco Milleri. Questa società ha sempre investito molto sul territorio ad Agordo ed anche, diciamo, ne ha dato un taglio veramente internazionale, e tra l'altro sempre stando attenti anche alla sostenibilità, ma anche, diciamo, al benessere dei lavoratori. Insomma, veramente quando è mancato Del Vecchio al funerale c'erano tutti i suoi dipendenti, una cosa veramente significativa. Ecco. Allora, questo gruppo ha un progetto per sempre migliorare sul territorio di 50 milioni di euro, e praticamente siccome diciamo, l'area industriale è divisa da un fiume, il Cordevole in pratica, e quindi per poter ampliare tutta la struttura e fare un parcheggio che andrebbe a decongestionare la zona, hanno previsto una grande area di parcheggio situata dall'altra parte del fiume, leggo testualmente, con le più moderne modalità. Quindi mitigando la presenza delle auto, prevedendo un'importante piantimazione di nuovi alberi, decongestionando l'area intorno allo stabilimento e ridando all'intero contesto urbano un disegno più consono. Nonostante l'evidente miglioramento della situazione complessiva, anche a favore del paesaggio, la sovrintendenza avrebbe comunque bocciato l'opera, di fatto rendendo irrealizzabile tutto il progetto e costringendo i vertici del gruppo a valutare soluzioni alternative per un investimento previsto, non esclusa la scelta di indirizzarsi verso un territorio estero. Magari l'articolo è fatto un po' in maniera così minatoria e magari la sovrintendenza poi richiamerà. Vorrei ricordare che per il punto della Fossetta, prima ho detto non ne parliamo, invece forse è il caso di parlarne. Se l'amministrazione comunale non avesse avuto un sindaco totalmente incapace di amministrare, avrebbe fatto resistenza al fatto di dover restaurare un ponte che è una sola struttura e che è fatiscente, che costerà farlo con le indicazioni della sovrintendenza almeno 4 volte quanto, visto che parlavamo anche che bisognava ritornare, diciamo, a ridurre il debito del bilancio nazionale, e invece ci costerà 4 volte tanto, e probabilmente prima che sia finita passeranno altri 2 o 3 anni. Quindi tra sovrintendenza e sindaci non all'altezza siamo messi proprio bene. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 16 settembre, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.